Benvenuti a Soundtrack City, benvenuto Massimo Priviter. Ben ritrovato Marco Testoni, benvenuti a tutti. Allora, nuovo magazine di gennaio, questa volta parliamo di due film. Stanlio e Ollio e Fremont. Giudizio su Stanlio e Ollio. Ottimo! Biopic sul celebre duo comico della storia del cinema, muto e del primo sonoro. E giudizio tuo su Fremont? Ottimo, una produzione americana in bianco e nero per gli appassionati di cinema d'autore, intimista ma con humor, musiche molto belle del compositore persiano Schricker, che ricordano un po' quelle di Miles Davis per Ascensore per il patibolo. Allora, partiamo con il mio Stanlio e Ollio. Film, come vi dicevo, un biopic bellissimo, commovente, divertente. Devo dire, interpretato in maniera magistrale da Steve Coogan e John Cirilli. Steve Coogan fa Stanlio, John Cirilli Ollio, anche la stazza, ma a parte la stazza, proprio il trucco facciale con cui sono riusciti a riportare un Ollio veramente uguale, un sosia perfetto, ma anche, devo dire, Coogan, soprattutto quando fa il famoso gesto dei capelli. E si parte dall'Inghilterra, loro si trovano nella vecchiaia, nel periodo in cui non girano più film, e si trovano ad essere chiamati da un personaggio un po' particolare per fargli fare una tournée nei teatri londinesi, ma invece di essere in quelli un po' più, diciamo, rinomati, si trovano a fare i teatrini, quelli con poche persone, e sono un pochino sconfortati. Avrebbero forse da girare l'ultimo film della loro carriera su Robin Hood, quindi già lì diciamo che fa ridere. Però la bellezza qual è di questo film? Musicato in maniera, devo dire, solenne, intimisticamente solenne, da Rolf Kent, grande compositore inglese che ha dimostrato la sua bravura in molteplici film, tra cui un famoso film Sideways, per cui se non mi ricordo male fu candidato anche all'Oscar. E la peculiarità di questo film, che trovate su Rai Play, e vi dico di non perdere, ve lo consiglio vivamente, è quello che loro di continuo fanno capire come interagivano per arrivare a quelle gag, chi scriveva le gag, come le strutturavano e poi le vivevano anche nella vita normale di tutti i giorni, cioè gli capitavano delle cose che poi effettivamente finivano nei film e poi finiranno anche negli spettacoli teatrali. Ambientazione, devo dire, ricostruita in maniera ottimale, e effettivamente un più delle volte ci si commuove, perché soprattutto il rapporto di tutte e due, diciamo che va ben oltre l'amicizia. È l'ultimo periodo della loro collaborazione, anche in parte della loro vita, quindi insomma è molto 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 toccante. E il tuo film? Allora, il mio film invece è un film uscito nel 2023, anche questo lo trovate su Rai Play, quindi oggi abbiamo fatto una puntata nazionalista, diciamo così, e dunque, allora, per cominciare si sta parlando di un'interprete afghana, una ragazza, una giovane che si trasferisce subito dopo la fine della guerra, anzi subito dopo il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan, cioè quando sono ritornati i talebani, riesce a trasferirsi in America, riesce perché molti altri traduttori invece non riusciranno a fare lo stesso percorso e molti di loro moriranno subito dopo l'abbandono delle truppe appunto americane in Afghanistan. Viene a vivere in California, fa un lavoro molto, tra virgolette, molto romantico. È in sostanza colei che scrive i testi dei bigliettini che si trovano dentro i biscotti della fortuna dei ristoranti cinesi. Quindi è lei quella che fa le previsioni rose per la vita, eccetera, eccetera. È uno spaccato sociale dell'America, della California, di periferia, dove ci sono dei personaggi quasi tutti esuli, quasi tutti stranieri, quindi ci sono la comunità dei cinesi, quella degli afghani, dei medio orientali, eccetera, eccetera. Gli americani se ne vedono veramente pochissimi. Tra l'altro, non so se l'ho detto, lo ripeto semmai, è in bianco e nero, quindi il classico proprio taglio da cinema d'autore, però anche con molto umorismo, con molto sottile umorismo. Il film scorre che è una delizia, attrice bravissima. Mi soffermo su un particolare. Nonostante la produzione americana, il cast è, il regista è iraniano, Babak Jalali, e la sceneggiatrice è addirittura l'italiana Carolina Cavalli. Allora,
Se mi si chiede qual è comunque la cosa che mi è più piaciuta di questo film, è la colonna sonora fatta da questo musicista giovane persiano, Mahmoud Shriker. I persiani hanno una grandissima tradizione dal punto di vista delle musiche per colonne sonore, però lui è un persiano canadese, insomma è un mix particolare, e quello che fa è una via di mezzo tra dub, elettronica, reminiscenza appunto della musica tradizionale persiana, e lui suona una sorta di oud. E questa colonna sonora è fatta di interventi, tromba e tastiere e qualche altro strumento acustico, ma tutti di una grande intensità, la stessa intensità che, come dicevo poc'anzi, veramente ricorda molto, in chiave però world music, lasciatemelo dire, gli interventi di Miles Davis su Ascensore per il Patibolo del secolo scorso. Quindi veramente una bellissima colonna sonora, complimenti a Mahmoud Shriker. Vedetevelo questo film, anche questo come Stanley Olio su RaiPlay, e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao, ciao, buona visione.